Bentrovati su Tele4, ore 13, spazio allo sport in questa giornata che precede la gara della Pallacanestro Trieste, mentre il lunedì sarà la volta di quella della Triestina. Ne parliamo assieme a Roberto Urizio di City Sport. Ciao Roby, bentrovato. Ciao, buongiorno a tutti. Allora, due fronti ma incognite su ambedue, anche se da un punto di vista diverso. Basket e calcio anno nuovo con tante incognite per Triestina e Pallacanestro Trieste. Facciamo il contrario, iniziamo dalla Triestina che gioca in casa lunedì sera a Rocco contro l'Alcione Milano. Da una parte viene da dire inizia l'anno, speriamo di partire bene, speriamo di fare una vittoria eccetera eccetera, dall'altra parte inizia il mercato di gennaio e c'è il pericolo, rischio, concreta possibilità che i pezzi pregiati se ne vadano. Beh, diciamo che è una sorpresa fino a un certo punto, perché l'unica fin qui uscita della nuova proprietà, diciamo, ce ne sono state due a distanza di poche ore, no? Una con i tifosi e poi la conferenza stampa in cui finalmente li abbiamo conosciuti. Aperta parentesi, poi non li abbiamo più visti né sentiti, ma va bene. Detto questo, no, è una sorpresa fino a un certo punto, perché le loro parole mi sembravano non così dirette, ma comunque abbastanza chiare. Rothstein ha parlato chiaramente di dobbiamo essere pratici, ha detto, no? Quindi non ha mai detto faremo un mercato per provare la salvezza, ha citato più volte la loro situazione a Sabadell, dove sono retrocessi e poi tornati proprio in terza serie spagnola, quindi così insomma, leggendo neanche troppo tra le righe, io quantomeno avevo interpretato come se non proprio un disimpegno rispetto a questa stagione, ovviamente non rispetto al progetto complessivo, però insomma la volontà mi sembrava proprio quella di non spendere per una salvezza che è, diciamo, abbastanza difficile, per non dire quasi impossibile, e di eventualmente incassare o ridurre monte ingaggi, eccetera, eccetera. Poi qualcosa anche si farà in entrata, però la sensazione chiarissima era, e lo è ancora di più in questo momento, che l'obiettivo sia quello di farlo possibilmente a costo zero, addirittura con saldo positivo dal punto di vista delle casse. Quindi credo che questa proprietà abbia sostanzialmente alzato le mani e accettato il verdetto della Serie D. Questo mi sembra, da quanto si è sentito e letto anche successivamente, l'intervista del direttore sportivo Franco El Piccolo, insomma tutta una serie di cose, mettendo poi i pezzi insieme, ma ripeto, soprattutto partendo dalle parole in particolare di Rothstein, anche perché quei giorni ha parlato quasi solo lui, mi sembravano abbastanza chiare. Il tema è, se tu inizi però a smobilitare, cosa fai con Tesser che è arrivato con l'obiettivo di salvare la squadra? Cioè, gli fai un discorso chiaro e a quel punto, perché se va via anche il mister, come dire, da qui a fine stagione in stadio si prefigura il deserto. Sì, nel senso, Tesser è arrivato, non bisogna dimenticarlo, chiamato da Tom Zelenovic, che era stato scelto come presidente e che poi dopo una quarantina di giorni è stato dimesso, tra virgolette, no? Come si dice in questi casi. Quindi anche lì c'era uno scenario che poi è cambiato, non in maniera clamorosa, però è cambiato, e quindi è vero che lo stesso Tesser ha detto in un paio di circostanze che è stato così contattato, ha parlato con le persone che oggi reggono la Triestina, che ha ricevuto, diciamo, delle rassicurazioni in tal senso, però mi pare di capire appunto che la volontà sia quella di non andare a intaccare le casse, anche perché tra l'altro andiamo anche verso una
possibile nuova penalizzazione, perché sono stati altri deferimenti. C'è anche questo aspetto. Ci sono stati altri deferimenti che così anche lì bisogna leggere un po' le cose, nel senso che uno dei deferimenti riguarda i pagamenti effettuati da altro conto corrente rispetto a quello della Triestina, sostanzialmente perché il conto della Triestina è bloccato, quindi tutto quello che può entrare nelle casse della Triestina andrà a soddisfare richieste di pagamento, ingiunzioni, cose varie che evidentemente sono arrivate in questi mesi e immagino non siano neanche né poche né di poco conto da un punto di vista economico. Quindi c'è anche una difficoltà, credo, a spendere sul mercato, anche se a quanto pare non ci sono, diciamo, blocchi da questo punto di vista, però c'è una difficoltà da questo punto, in questo senso. Io l'ho anche scritto, ma non solo io, tra l'altro, insomma, così un pensiero abbastanza comune e che mi sento di sposare. Credo che la Triestina in questo momento, più che pensare a una salvezza che, ripeto, è ai limiti dell'impossibile, cioè la Triestina dovrebbe viaggiare d'ora in poi a 2 punti di media partita, circa, più o meno, insomma, no? Quindi a ritmi se non da promozione diretta, da primissimi posti in classifica. La Triestina ha bisogno di una struttura. Proprio questi deferimenti, il secondo del quale riguarda una relazione sullo stato patrimoniale che non è stata presentata nei tempi, i tempi erano fine novembre, quindi con la nuova proprietà già insediata da più di 2 mesi, stanno a dimostrare che c'è bisogno di competenza in questa società. In questo momento il ruolo di direttore sportivo, ok, è coperto, vediamo se la scelta di questa società sarà di continuare con Franco anche dopo la finestra di mercato nella prossima stagione, ma insomma comunque una persona c'è, per quanto relativamente inesperta, diciamo, del ruolo, nel senso che non è mai stato il titolare, diciamo, del ruolo da altre parti se non qui, però mancano persone dal punto di vista amministrativo, insomma c'è una società tutta da strutturare, che il prossimo anno sia, speriamo mai difficilissimo, Serie C o sia Serie D, c'è bisogno di avere una società, non servono centinaia di persone, ma come ho avuto modo di dire e scrivere, le persone giuste al posto giusto, e questo forse si è già perso del tempo da questo punto di vista. Ecco, le altre incognite sono quelle che gravano sulla pallacanestro Trieste, perché dopo un periodo molto difficile in cui si è fatto non solo tanta fatica a vincere, ma soprattutto non si è visto un cambiamento sostanziale nella dinamica delle partite, sempre sotto a inizio partita, sempre a dover recuperare e sempre senza un'identità precisa. Ci sono stati dei grandi acuti, certamente, Milano e Galatasaray su tutti, però il bilancio rispetto a quanto fatto sul mercato della società al momento non è positivo. È una settimana chiave, Roberto, perché se vinci a Trento hai le Final 8 praticamente garantite, al di là del caso Trapani. Se passi o non passi in Coppa è un'altra questione dirimente, perché l'altro obiettivo della società era andare in fondo anche in quella competizione. Sì, anche lì anche lì no, è una situazione diversa ovviamente rispetto alla Triestina, però siamo in una situazione in cui veramente si sta cercando di capire cosa c'è da fare, perché gli obiettivi non indicati da City Sport, L4, il Piccolo, dai tifosi, dalla società e dal suo presidente, perché insomma fin dalla fine della scorsa stagione le parole in particolare di Matjasic sono state molto, molto chiare, quindi si voleva addirittura vincere, forse si è esagerato un po', però l'obiettivo era di stare molto in alto. La squadra non è in alto, non denota miglioramenti rispetto all'inizio della stagione, c'è stato, come hai detto tu, quel lampo tra Istanbul e la partita casalinga con Milano, però è stato proprio il classico fuoco di paglia. Ora ci sono difficoltà a livello di gestione tecnica, perché insomma qualcosa trapela, qualcosa no, ma insomma che non ci sia proprio un gran clima anche all'interno della squadra e con il coach
è evidente, insomma, sono stati anche degli episodi proprio palesi a favore di telecamera, e poi ci sono anche dei problemi di infortuni che hanno tolto alla Pallacanestro Trieste due giocatori importanti, Sissoko il primo, che forse era il più positivo di quelli del roster fin qua, e un altro invece un po' più, diciamo, discusso come Colby-Ross, che però comunque ha un ruolo importante in questa squadra, e quindi non averlo, insomma, è un giocatore che ti può anche vincere delle partite, certo. Può commettere gli errori, ma ti può vincere le partite, quindi tutte situazioni che rendono la stagione fin qui deficitaria, e proprio, come dicevi giustamente tu, alla vigilia di partite che già hanno un peso importante, perché ci sono degli obiettivi di mezzo, insomma, le finali di Coppa Italia e la Champions League, quindi vediamo, insomma, il termometro, il barometro non volge proprio al bello, però magari, insomma, così, impeto di orgoglio può portare a qualcosa, però è una situazione delicata. C'è anche da dire che è andato, diciamo così, tra virgolette, anche sotto accusa in qualche modo la conduzione tecnica, il coach Gonzales. C'è da dire al tempo stesso che la società non nasconde di avere un pensiero legato a quello che successe 2 anni fa con coach Christian, no? Una situazione forse addirittura peggiore dal punto di vista delle sconfitte. Ovviamente si era in A2, si affrontava avversari diversi, ma il fatto di tenere duro poi dette dei risultati straordinari a fine stagione. Le situazioni sono diverse, però questo potrebbe portare la società a tenere, diciamo, la barra dritta in stile Arcieri, e quindi a tenere Gonzales. Al tempo stesso è evidente che qualche crepa tra i giocatori e il coach c'è, e sia anche abbastanza evidente. Sì, ci sono, diciamo, analogie e differenze, no, rispetto a 2 anni fa, perché è vero che anche 2 anni fa c'era una contestazione aperta anche nei confronti del coach, poi però si è riusciti a tenere la barra dritta, però non c'erano obiettivi intermedi come ci sono in questo caso, no? Quindi se Trieste fallisce le prossime partite, 2 partite di campionato e quelle di Coppa, ha già buttato via un paio di obiettivi su 3 e non è roba da poco. Nel caso della Serie 2, visto che neanche il primo posto in quel caso ti portava alla promozione diretta, si è deciso di tenere botta, lavorare all'interno, insomma tutto quello che sappiamo, insomma sono passati 2 anni, e poi ai playoff è andata come è andata, anzi tutti hanno fatto quadrato, insomma la cosa ha funzionato benissimo, e i risultati hanno dato ragione alla società. In questo caso c'è appunto qualcosa da conquistare subito, intermediamente. È chiaro che non vinci un trofeo, però ti togli 2 possibilità di fare strada in 2 tornei importanti, quindi in questo sta la differenza, ed è chiaro che, insomma, Trieste è partita da una stagione scorsa molto positiva, da neopromossa di lusso, se vogliamo dire così. Ha fatto bene, ha fatto un'ottima figura in Coppa Italia, eccetera eccetera. Non essere in Coppa Italia, uscire subito dalla Champions, insomma, andrebbe in direzione opposta rispetto a quello che si voleva. Tra l'altro anche qui, se dall'altra parte si parlava di mercato in entrata e invece si parla di mercato in uscita, qui si continua a parlare della possibilità di acquisire un ulteriore lungo anche per aiutare Sissoko una volta che è rientrato in formazione, per non farlo spendere troppi minuti, non affaticare troppo uno di quelli che è sicuramente uno dei talenti sotto canestro di questo campionato, però al momento non ci sono ancora segnali. Chiedo alla regia se siamo già in chiusura oppure se ho ancora un minutino con Roberto Urizio, ricordando che poi naturalmente c'è il telegiornale delle 13:20. 2 minuti ancora, parliamo anche d'altro. C'è la pallamano che ha grandi ambizioni e che ha fatto una prima parte di campionato invece qui eccellente. Ora c'è la sosta, c'è la nazionale e poi vedremo alla ripresa. Sì, beh, anche loro avevano
hanno delle ambizioni di tornare, diciamo, ai vertici, le stanno abbastanza rispettando. Peccato per qualche così punto sfumato nei secondi finali di alcune partite, però insomma tendenzialmente la stagione della pallamano è buona. Tra l'altro insomma adesso c'è anche la nazionale a Trieste proprio, il giorno della Befana, alle 18. Esatto, in concomitanza con il basket proprio, mi pare. Esatto. Lo so perché abbiamo Alessandro Arsa che si deve dividere. Si deve il basket che però giocherà, attenzione, in Ungheria il 6 e poi in casa l'8, quindi tour de force, esatto, non da poco. Esatto, quindi insomma no, pallamano promossa fin qua, insomma, sicuramente. E poi insomma vedremo la pallanuoto cosa riuscirà a fare, anche lì una stagione lunghissima perché si sta fermi 2 mesi, poi si ritorna dopo gli europei, maschi e femmine che entrambi inseguono un risultato importante nella massima serie e in coppa, soprattutto le ragazze che vengono da 2 finali perse, chissà se quest'anno ce la faranno. Grazie a Roberto Urizio di City Sport. Grazie a te, grazie a tutti. Vi lascio al telegiornale delle 13:20. Buon pomeriggio e ben ritrovati a questa nuova edizione meridiana del telegiornale di Tele4 che apriremo parlando di tempo. In arrivo Bora Forte a Trieste, neve su tutta la regione anche a quote basse. Vediamo. Un'epifania imbiancata di neve, dalla montagna alla pianura fino alla costa. Proprio per martedì, giorno della Befana, attesi bianchi fiocchi su tutta la regione. Così, secondo le previsioni dell'ARPA Osmer Friuli Venezia Giulia, le precipitazioni non saranno abbondanti, ma potrebbero regalare un paesaggio suggestivo. Quel che pare certo è l'arrivo del gelo, con le temperature in picchiata fino a sotto lo 0 in pianura, freddo anche sulla costa, con la colonnina di mercurio che potrebbe non superare i 2 gradi. A contribuire al calo della temperatura l'arrivo della Bora, che nei prossimi giorni potrà soffiare fino a oltre 100 km/h a Trieste e sulle zone orientali. A partire dal tardo pomeriggio sera di sabato di oggi avremo un aumento della Bora che soffierà inizialmente debole, poi moderata, soprattutto a Trieste, ma in generale su tutta la costa. Domenica diverrà anche sostenuta con raffiche intorno ai 60-70 km/h a Trieste. Poi la situazione tenderà a mutare nel corso dell'inizio della prossima settimana, quando si avvicinerà dal Mediterraneo una depressione con aria umida in quota, mentre nei bassi strati continuerà a fluire aria fredda, che quindi questa interazione determinerà l'arrivo di precipitazioni che nel corso di martedì potranno essere nevose anche a bassa quota. Questo significa che anche se c'è ancora molta incertezza dal punto di vista previsionale, si prevedono delle precipitazioni sparse, soprattutto durante la mattina e il pomeriggio di martedì, con quota neve che potrà essere appunto molto bassa fino a quote di pianura o anche di costa. La situazione vedrà anche martedì Bora che soffierà sostenuta su tutta la costa e sulle zone orientali, anche forte a Trieste con probabili raffiche intorno ai 100 km/h. Questa Bora forte si protrarrà anche nella giornata di mercoledì, che sarà ancora instabile con possibili precipitazioni sparse, nevose sempre a quote molto basse e temperature minime che si avvicineranno anche allo 0 anche sulla costa, massime che non supereranno i 2-3 gradi. Qualche minuto prima delle 5:30 una squadra della sede centrale del Comando dei Vigili del Fuoco di Gorizia, supportata dal funzionario di guardia, è intervenuta al primo piano di una palazzina gradisca di Isonzo a seguito della segnalazione di una presunta fuga di gas. Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco sono entrati nello stabile, hanno effettuato delle misurazioni strumentali che non hanno evidenziato perdite di gas, metano o GPL, ma hanno invece rilevato elevate concentrazioni di monossido di carbonio. A scopo precauzionale i soccorritori hanno disposto
disposto l'evacuazione delle 6 persone presenti in uno degli appartamenti, mentre altri 2 alloggi erano vuoti. Gli occupanti sono stati successivamente trasportati dal personale sanitario, nel frattempo intervenuto presso l'ospedale per gli accertamenti del caso. Sono attualmente in corso le verifiche per accertare le cause della presenza del gas velenoso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per quanto di competenza. Parliamo ora della dinamica del PIL, positiva ma una crescita al di sotto della media europea, come accade da almeno 20 anni per il Friuli Venezia Giulia, lo rivela la CGA di Mestre. Vediamo. Crescita inferiore alla media europea per il PIL del Friuli Venezia Giulia, un andamento che da 20 anni a questa parte limita lo sviluppo e l'espansione economica. La dinamica del prodotto interno lordo indica per il 2026, tuttavia, una crescita dello 0,7%, mentre per il 2025 i dati disponibili fino ad ottobre dell'anno appena passato attestano la previsione di chiusura allo 0,3%. La dinamica prevista per il PIL regionale è comunque positiva. Per i consumi delle famiglie, in un clima di cautela diffusa dopo la forte inflazione, si stima un incremento dello 0,6% nel 2025, con una progressiva accelerazione a partire dall'anno successivo, più 0,9%. È evidente che la scadenza dell'utilizzo delle risorse del PNRR, prevista per la prossima estate, avrà un impatto rilevante sull'economia del Friuli Venezia Giulia. Al di là di queste particolari circostanze, la regione più piccola del nord-est, come del resto tutto il paese, continua a manifestare difficoltà nel consolidare una crescita strutturale, prospettando così un ulteriore anno di stagnazione economica, che auspichiamo possa essere l'ultimo. Sia chiaro, il problema non è tanto la ciclicità congiunturale, quanto l'assenza di fattori endogeni capaci di sostenere nel tempo l'espansione del PIL regionale. Al netto degli anni del Covid, infatti, da oltre 20 la crescita anche del Friuli Venezia Giulia rimane sistematicamente inferiore alla media europea. Nel 2025 le esportazioni aumentano in termini reali del 3,3%, con una prospettiva di crescita superiore al 2% anche per gli anni a venire, mentre si prevede una contrazione delle importazioni nel 2025 e nel 2026 rispettivamente meno 1,4% e meno 1,6%, con una ripresa che avverrà soltanto a partire dal 2027. L'occupazione si mantiene su livelli elevati, con le unità di lavoro in aumento dello 0,8% nel 2025 e i tassi di occupazione di attività 15-64 anni supereranno rispettivamente il 70% e il 74% nel 2026. Ci colleghiamo ora con la sala operativa della Polizia Locale con Lorenzo Catanzaro, vice ispettore. Buongiorno a lei e ai telespettatori. Allora, per quel che riguarda la giornata odierna abbiamo avuto una mattinata abbastanza priva di eventi particolari, un traffico generalmente moderato e per fortuna nessun sinistro stradale rilevato da noi. Soliti interventi di routine per quanto riguarda il codice della strada. Faccio delle segnalazioni per quel che riguarda la viabilità anche su richieste che ci sono pervenute. La via Romagna risulta ancora chiusa per dei lavori anche che riguardano l'asfalto all'altezza del civico 56 sul lato dei pari e 25 sul lato dei dispari, proprio con impedimento fisico al transito dei veicoli. Adesso da un po' abbiamo avuto segnalazione della solita congestione del traffico sulla via Teatro Romano per la fila di ingresso al parcheggio, comunque abbiamo del nostro personale sul posto per agevolare. Per la giornata odierna si prevede uno spettacolo di quelli ospitati dal Teatro Miela, per cui ci sarà una breve sfilata verso le 17 di 2 artisti, di 2 clowns, una mini vettura a batteria che percorrerà le vie dal Teatro Miela verso Ponte Rosso, Sant'Antonio, via Dante, San Nicolò, via Cassa di Risparmio, Piazza della Borsa e Piazza Unità, con ritorno finale verso il Teatro Miela per le vie della Marina. Ricordiamo che domani ci sarà la tradizionale corsa della Bora, che naturalmente influirà parzialmente sulla circolazione stradale. Segnalo in particolare che dalla mezzanotte prossima alle 8 e comunque fino alle cessate necessità ci sarà una sospensione intermittente della circolazione con movieri e forze di polizia
per periodi massimi di 5 minuti lungo il viale Miramare, nei pressi dell'intersezione di via di Panzera, nella zona di Barcola, poi in strada del Friuli ai civici 216 e 218 e in località Santa Croce, nei tratti che intersecano i percorsi della manifestazione. E sospensione peraltro estesa fino alle ore 10 nelle stesse modalità anche nell'abitato di Traviciano e di Basovizza, nei tratti che sono di competenza comunale, anche verso l'incrocio con la diramazione per l'area Science Park del sincrotrone e più avanti con la strada che porta al campo sportivo dell'Ozzaria. Chiaramente eventuali necessità particolari saranno valutate dal personale operante sul posto. Una cosa da segnalare, viste le possibili condizioni meteo dei prossimi giorni, si segnala che è stato attivato comunque il piano neve annuale del Comune di Trieste. In base alle previsioni meteo, Acegas metterà a disposizione i mezzi spargisale per evitare la formazione di ghiaccio al suolo. Poi saranno schierati degli spazzaneve che entreranno in funzione con eventuali almeno 5 cm di neve al suolo, andando a tutelare particolarmente naturalmente i percorsi prioritari che sono le direttrici di accesso agli ospedali, le vie principali di scorrimento, le strade percorse da mezzi pubblici, quelle a grossa percorrenza e le direttrici principali di quartiere. Il Comune di Trieste provvederà comunque in caso di neve e a comunicare e aggiornare la situazione costantemente sui canali social di Facebook, Telegram e X. Penso che per oggi non avrei altro da dire e porgerei i miei saluti e un buon proseguimento. Va bene, grazie mille, buon proseguimento, buon lavoro. E noi riprendiamo il nostro notiziario parlando di saldi. Sono scattati oggi i saldi post Natale, è tempo di andare a caccia dell'affare tra le vie del centro dove abbiamo incontrato triestini e anche molti turisti. Buongiorno signora, sta approfittando dei saldi? Ancora no, però sto osservando le vetrine con molta attenzione. Sì, ho approfittato un po' dei saldi, sì, bisogna insomma. Ho comprato un maglione da Stradivarius e ho comprato anche un paio di stivaletti da Pittarello. Questa mattina alle 10 le prime a correre abbiamo preso quello che ci pareva che ci andava bene, insomma. È una percentuale bassa, economica, e ho approfittato e ho preso quello che mi mancava. Mi piace proprio andare ai negozi, provare le cose. Cioè, anche le misure, le taglie, cioè online non provi niente, insomma. Io online forse perché troppa gente, tutti no, quindi preferisco online. È ufficialmente iniziata la nuova stagione dei saldi invernali 2026 qui a Trieste. Abbiamo visto per lo più abbigliamento e calzature, ma vediamo anche le nuove strategie di vendita in negozio, vendita online e cosa ne pensano i negozianti. Diciamo che abbiamo un bel afflusso di gente, soprattutto fidelizzate, noi lavoriamo molto sulla fidelizzazione e anche un bel passaggio di turisti. Fidelizzati già vengono in negozio di loro perché gli mandiamo comunque la comunicazione. E la vendita in negozio funziona molto bene per i turisti. È sabato, c'è un po' di afflusso, il tempo che si svegliano, fanno colazione e poi direi bene, ecco. Comunque aspettiamo anche tanto la clientela del confine, come gli sloveni, gli austriaci, gli croati, i serbi, perché anche loro fanno una bella fetta del commercio e dell'incasso. Allora, i saldi sono comunque sempre un momento di attesa perché comunque sono conosciuti, ci sono delle date uniche nazionali in questo momento, a parte 3 regioni che hanno optato per aprire i saldi ieri. Che tipo di scontistica avete applicato? In questo momento la direzione ci ha detto 30% su quasi tutto, ecco, quindi già un buon inizio e dopo vediamo, alcuni capi sono al 50%. Non tutto però, ecco, piano piano andiamo avanti. Adesso dal 30 al 50 sui capi dell'altra stagione, 70, quello che è. Torna nelle piazze in vista dell'Epifania e l'iniziativa voluta dal Movimento 5 Stelle Giocattoli in Movimento, quindi giochi liberi da donare ai bambini con famiglie in difficoltà.
Torna a Giocattoli in Movimento, l'iniziativa del Movimento 5 Stelle che ogni anno ricicla i giocattoli che non vengono più usati dai bambini, sono dimenticati magari in una cantina o in fondo a un armadio, possono avere una nuova vita questi oggetti ed essere donati così alle famiglie più bisognose. È sicuramente prima di tutto un'iniziativa di solidarietà rivolta anche ai più piccini. Noi chiediamo di portare al nostro banchetto 2 giocattoli che i bambini non utilizzano più e in cambio possono ottenerne uno nuovo che è, diciamo, riciclato, lasciato da altri bambini, da altre famiglie. È un'iniziativa che oggi ci vede di nuovo in Largo Barriera, l'abbiamo fatta anche a dicembre, prima di Natale. Gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno già ricevuto molti giocattoli e libri al loro gazebo allestito in Largo Barriera, portati da genitori e bambini. I giocattoli raccolti verranno distribuiti alle associazioni che seguono le famiglie maggiormente in difficoltà del territorio di Trieste. Altri banchetti simili sono stati organizzati oggi in regione, mentre nel giorno della Befana l'iniziativa sarà portata a Gradisca di Sonzo dalle 10 alle 18 in Piazza Unità d'Italia. E ovviamente unisce la solidarietà e il recupero di materiali, in questo caso i giocattoli, che sono due, solidarietà e recupero, sono due principi del Movimento 5 Stelle che stiamo portando avanti da parecchi anni. Torna domani, come da tradizione, la corsa della Bora con i suoi 8 possibili percorsi dall'ultra rail alla non competitiva. Sarà una corsa della Bora con sole, ottima visibilità e terreno asciutto. Per la prima volta dopo anni l'evento clou del trail running invernale in Italia si svolgerà in condizioni meteo ideali per la corsa e la camminata. L'appuntamento è previsto per domenica 4 gennaio. Saranno 8 le distanze più le gare collaterali, con partenza e arrivo da Portopiccolo lungo i più bei scenari del Carso, tra scorci sul mare e sentieri di montagna. Viste le temperature rigide, con minime intorno allo 0 e massime dai 5 agli 8 gradi, sarà obbligatorio per i partecipanti un ulteriore indumento termico a maniche lunghe in aggiunta all'equipaggiamento previsto. Sono 3.000 gli iscritti provenienti da oltre 40 paesi, 400 saranno invece i volontari in forze per garantire la buona riuscita dell'evento. Tutte le gare della Corsa della Bora 2026 saranno percorsi ad anello, dalla Anniversary Ultra, gara regina da 105 km con partenza a mezzanotte, alle non competitive Borin da 4 km e Family Hike and Trail da 14, entrambi in partenza alle 9:45. Si parte e si arriva sempre a Portopiccolo, dove sarà allestito il villaggio. Quello che caratterizza questo evento è il fatto che noi viviamo la corsa alla scoperta del Carso non solo come la ricerca della bellezza appunto del nostro altopiano e del nostro golfo, ma anche con una sfida che molto spesso diventa anche una sfida con noi stessi, con quella che è la nostra capacità di rapportarci con l'ambiente, con lo sforzo e con quella che in inglese si chiama endurance, che poi da noi si traduce non solo come resistenza ma anche come resilienza, ovvero sia la capacità da un lato di resistere ma anche di adattarsi. Parliamo ora di sport, appuntamento di campionato importante domani a Trento alle 17 per la Pallacanestro Trieste, la prima gara dell'anno in cui gli uomini di Gonzales vanno in cerca di riscatto. Pallacanestro Trieste a Trento per provare a rimettersi in carreggiata. Priva del playmaker Ross e del pivot Sissoko, la formazione di Gonzales dovrà reinventarsi ancora una volta per sopperire all'assenza del proprio asse portante. Su un campo su cui si è sempre fatto fatica, il gruppo deve dare un segnale perché la china presa nell'ultimo periodo, le voci di screzi con l'allenatore e l'appannamento generale iniziano a creare segnali di infastidimento in un pubblico che ha risposto alla chiamata biancorossa con il record di abbonamenti a ogni epoca. Una gara delicatissima anche per gli avversari di giornata che debbono riscattarsi dopo aver perso in casa con Udine e cercare di riagguantare il treno delle Final 8 di Coppa Italia. Obiettivo questo da consolidare anche per la formazione giuliana che dopo le fatiche di campionato dovrà rituffarsi in quelle di Coppa. Insomma, dare un segnale forte sul parquet trentino è quanto mai importante per iniziare l'anno nel modo migliore. Quanto alla BCL va anche ricordato che già partita la prevendita
vendita per la gara di ritorno del play-in in Champions League contro gli ungheresi dello Szolnoki, in programma giovedì 8 gennaio. Lunedì 5 via alla vendita libera dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30. Poi, dopo la pausa per l'Epifania, riapertura mercoledì 7 gennaio, sempre con gli stessi orari. Parliamo ora di uno spettacolo organizzato da Alessio Colautti, Gran Varietà Demoghe Una Man, per aiutare le popolazioni colpite dall'alluvione lo scorso novembre, di cui il ricavato andrà a favore della protezione civile. L'appuntamento sarà lunedì alle 18.30 al Teatro Miela. Vediamo. L'appuntamento è per lunedì 5 gennaio al Teatro Miela con inizio alle ore 18.30. Gran Varietà Demoghe Una Man è il titolo dello spettacolo fortemente voluto da Alessio Colautti, il quale ha chiamato a raccolta un po' di gente con lo scopo di divertire il pubblico, ma anche e soprattutto di raccogliere fondi a favore delle popolazioni colpite dall'ondata di maltempo abbattutasi sull'Isontino a metà novembre. Lo spettacolo vedrà in scena nomi noti apprezzati dal pubblico triestino. Il Circolo Amici del Dialetto Triestino anche che collabora e dico alcuni nomi. Vai. Penso Marzia Postogna, Michela Vitali, Andrea Binetti, Livio Soldini, Paolo Dalfovo, Sabrina Censchi-Goiac e al pianoforte mi piace perché ha immediatamente detto di sì il maestro Marco Ballaben, che si degradisca, quindi la roba l'ha toccata proprio dei vicini, no? La struttura di Gran Varietà Demoghe Una Man è tutta nel titolo, che fra l'altro ricorda quello di un appuntamento radiofonico che per anni ha allietato gli italiani. Sarà proprio un Gran Varietà dove operetta, canzone popolare, di Piaf, una Maldobria, alcuni testi per ricordare Liliana Bambošek. Sì, l'armonia si dedica a questo ed è una cosa che ne fa tanto piacere. I biglietti si possono acquistare in questi giorni alla biglietteria del Teatro Miela dalle 17 alle 19 oppure lo stesso lunedì dalle 17.30, ma anche dal sito del teatro. Non esiste scusante di chi magari dice ma siccome c'è un ponte, se lunedì sono via a sciare, se puoi sempre comunque comprare il biglietto per contribuire alla causa, certo, anche non partecipando, ecco, quindi è un segno tangibile. Oppure regalare un biglietto a chi siete qua. Esatto. Diciamo che potete inviare i vostri presepi e alberi di Natale alla nostra mail, indirizzo commerciale.fvg@medianordest.it o chiamare allo 040 300 500. Ora vi lasciamo in compagnia del presepio di Fabio e Sabrina. Per il nostro notiziario è tutto, grazie per essere stati con noi e buona giornata.